silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari Moreno Violetto, il presunto killer di Fatos Cenai. Oggi l'interrogatorio di garanzia in tribunale a Padova, sotto shock il vicinato a Fontaniva. Caso Qatargate, il Parlamento europeo ha votato la revoca dell'immunità di Alessandra Moretti. La sua difesa: sono delusa perché ho già smentito le prove su cui si basava la richiesta. Il bilancio dei Vigili del Fuoco in Veneto nel 2025 oltre 46.000 interventi, soprattutto di salvataggio in acqua, manca il 20% del personale, per le Olimpiadi arrivano rinforzi. Neanche 24 ore dopo il furto alla trattoria alla Moncia a Treviso lungo la Nualese, ladri ancora al vicino panificio, esasperazione tra i commercianti. I carabinieri hanno fermato un 24enne di nazionalità straniera durante un controllo a Chirignago, era in possesso di uno skimmer per clonare le carte di credito allerta per il Natale. Diventa un vero e proprio caso l'adesione della leghista Sonia Brescaccina al gruppo misto. Stando allo statuto, la politica trevigiana potrebbe essere espulsa dal partito. Piazza Garibaldi torna protagonista degli eventi di Natale a Padova. Venerdì sera il concerto degli Eiffel 65 che trasformerà la piazza in un dance floor. Buonasera, ben ritrovate, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque questi titoli, ma in primo piano il sondaggio che riguarda la politica. Brescaccin dunque ha scelto il gruppo misto. Secondo voi andrebbe espulsa dalla Lega? Se volete rispondere di sì lo vedete in verdi 0422 16 26691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 16 26690. Potete iniziare a votare fin da subito. L'esito di questo sondaggio, come di consueto, nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque ora la cronaca. L'arresto del killer di Fatos Cenai è durato una quindicina di minuti. L'interrogatorio di garanzia che si è svolto in tribunale a Padova, il vicino di casa dell'ex guardia carceraria si è avvalso della facoltà di non rispondere. In silenzio davanti al giudice delle indagini preliminari Domenica Gambardella, il presunto assassino di Fatos Cenai, erano le 13:20 quando ha fatto il suo ingresso nell'aula M del Tribunale di Padova Moreno Violetto, il vicino di casa della ex guardia carceraria albanese. Poco più di un quarto d'ora, tanto è durata l'udienza, durante la quale il 45enne, assistito dall'avvocato Simone Guglielmin, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Da sabato l'uomo è in carcere a Padova, accusato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Sarebbe stato lui, secondo le indagini condotte dai carabinieri del reparto operativo di Padova della compagnia di Cittadella, con l'ausilio dei riscontri tecnici dei RIS di Parma, a sparare il colpo che ha raggiunto la testa il 58enne mentre stava andando in un maneggio dove lavorava all'alba di domenica 8 giugno a Fontaniva. L'uomo era stato trovato agonizzante ed era morto dopo 3 giorni in ospedale. A insospettire i carabinieri, che avevano subito avviato le indagini, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che ritraevano un uomo con la maschera antigas sul volto e dei tatuaggi al braccio, che in realtà erano dei manicotti, tutto acquistato online, come hanno scoperto i carabinieri, che hanno anche tracciato l'acquisto di polvere da sparo e dell'occorrente per fabbricare un'arma in modo artigianale. Le indagini hanno stabilito che la polvere da sparo ritrovata sulla bici dell'uomo e su Fatos Cenai è compatibile e il cerchio così si è chiuso, anche se ancora non è stata trovata l'arma con cui il presunto assassino avrebbe sparato. Un lavoro solo all'inizio per la difesa, con l'avvocato che ha già incontrato il suo assistito in carcere prima dell'udienza di convalida. Un assassinio nato per futili motivi, liti per le fioriere e per l'abbaiare dei cani, secondo gli inquirenti, che hanno lavorato in questi mesi per dare un volto alla persona che ha tolto la vita a un 58enne arrivato in Italia per stare accanto alla sua famiglia. A Torri di Quartesolo l'inchiesta per assicurare alla giustizia il killer di Diana Canevarolo è in una fase decisiva. La polizia continua ad interrogare testimoni e familiari. L'inchiesta sulla morte di Diana Canevarolo a Torre di Quartesolo resta aperta, ma gli investigatori attendono una svolta. In queste ore la polizia sta ascoltando numerose persone per ricostruire le ultime ore della 49enne, assassinata quasi 2 settimane fa. L'altro pomeriggio è stato risentito anche il marito, Vincenzo Arena, come testimone. La famiglia Arena è tutelata dagli avvocati Cesare Dalmaso e Riccardo Todesco. Gli inquirenti gli hanno chiesto chiarimenti sulle dichiarazioni del fratello della vittima, che ha
parlato di un clima familiare molto pesante. La coppia era separata di fatto. Diana viveva nella taverna del condominio di Via Zara, un ambiente distinto dall'abitazione. La sera della morte, dopo cena, la donna era uscita di casa. Quella notte non ha mai dormito. Le ultime tracce conducono al cortile del condominio, vicino a una panchina bianca. È lì che, secondo gli investigatori, è avvenuto il delitto. Sul corpo di Diana un colpo alla testa, nella parte sinistra una ferita al collo. Elementi che rafforzano l'ipotesi che la vittima conosceva il killer. Domani sera a Vo' Euganeo Diana sarà ricordata con una fiaccolata per chiedere verità e giustizia. L'Aula del Parlamento europeo ha revocato l'immunità alla rappresentante vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. L'Aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità da Alessandra Moretti. La decisione nell'inchiesta sul Qatargate segue il parere favorevole della Commissione Giurì. I numeri sono netti: 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti. Tra i sì anche quelli del Movimento 5 Stelle. Diversa invece la decisione per l'altra europarlamentare del PD coinvolta. L'Aula ha confermato l'immunità di Elisabetta Gualmini. Nelle carte dell'inchiesta emergono presunti contatti tra Moretti e l'ambiente di Antonio Panzieri, ritenuta dalla polizia belga la mente del sistema corruttivo. L'ipotesi contestata a Moretti è quella di associazione criminale finalizzata alla corruzione, accuse che l'europarlamentare vicentina respinge con fermezza. Moretti si dice amareggiata per come sono andate le cose, ma serena perché so di non aver fatto nulla di male. Ho sempre agito in piena trasparenza, spiega, svolgendo il mio lavoro con correttezza, determinazione e passione. Non ho mai ricevuto denaro, regali o benefici da nessuno, né dal Qatar né dal Marocco. Moretti aveva definito quello della Commissione Giurì un voto politico, parlando apertamente di una resa dei conti tra gruppi parlamentari. Mi sono sempre occupata di diritti umani e civili, aggiunge. In quel periodo era impegnata in molte iniziative per salvare donne afghane. Tra le contestazioni che l'eurodeputata definisce smaccatamente false ci sono viaggi in Marocco dove non ho mai messo piede, la presenza ai mondiali in Qatar e dichiarazioni a favore del paese del Golfo che Moretti dice di avere smentito e documenti alla mano. Ora, con la revoca dell'immunità, l'europarlamentare potrà essere sentita dagli inquirenti belgi. Dimostrerò la mia totale estraneità, conclude Moretti. Ed ora andiamo a Treviso con la cronaca. Neanche 24 ore dopo il furto alla trattoria alla Moncia a Treviso lungo la Noalese, ladri anche al vicino panificio. Hanno sfondato la porta, poi sono venuti di qua, hanno preso il cassetto, che non questa per fortuna, che è nuova, appena comprata, e hanno preso il cassetto e purtroppo c'era 100 euro. Perché dovevo dargli a quello del latte la mattina prestissimo, quindi non ci sono. Va bene, hanno portato via quello e poi qui avevo una vetrina. Non ho capito perché l'hanno rotta anche quella a massate. A raccontare l'ennesimo colpo ai danni di un'attività commerciale della marca è Luciana Casellato, da 65 anni, dietro il bancone del panificio alla Moncia sulla Noalese. Neanche 24 ore dopo il furto all'omonima trattoria, i ladri sono tornati. In tanti anni mai vista una cosa del genere, racconta la signora Luciana. Adesso sono più distruttivi, più arrabbiati, non ho capito, vanno solo in cerca di soldi naturalmente, perché potevano prendersi una focaccia, 2 focacce o qualcosa. Lei gliel'avrebbe anche data volentieri, basta che non le facessero i danni. Che se mi mettono un cartello, mi dai 50 euro, altrimenti io glieli do, basta. Perché i danni sono tanto maggiori di quello che prendono. Timore e rabbia tra la gente che frequenta questa zona. Purtroppo è una brutta realtà che stiamo vivendo e sto dicendo, visto che circa 15-20 giorni fa sono entrati in casa di mio figlio con lui in casa, abita a Porta San Tommaso, alle 17:30 di sabato pomeriggio, le lascio immaginare. Questo è un mese tremendo per tutti quanti, per le attività e per i singoli privati. Ci vogliono le leggi e farle rispettare soprattutto. È così.
Bisognerebbe che ci fosse più sorveglianza, ma anche quello è difficile, insomma. Bisogna stare molto attenti, bisogna cercare di attuare una serie di cautele per proteggersi, per potersi, diciamo, difendere. Ormai, appunto, come diceva la signora prima, non c'è più il furto per necessità, ma ci sono anche bande criminali organizzate. C'è rabbia, ma anche abitudine. Penso che un'abitudine che ormai in Italia ce l'hanno tutti, no? Perché, dal mio punto di vista, penso che difendere ciò che è tuo non è un crimine. E le cose devono cambiare, no? Devono cambiare perché non puoi aspettarti un ladro e a proporgli anche un caffè in casa. I carabinieri hanno fermato un 24enne di nazionalità straniera durante un controllo a Chirignago. Era in possesso dell'apparecchiatura per clonare le carte di credito. Una pattuglia ha notato, appunto in orario serale, nei pressi di un distributore di carburante un soggetto straniero che, sottoposto a controllo, è risultato non avere nessun motivo per soggiornare appunto in questa località, in quanto proveniente da fuori. A quel punto i carabinieri del nucleo investigativo, impegnati in un servizio ad hoc nel contrasto ai reati contro il patrimonio, hanno proceduto alla perquisizione, trovando poi nell'appartamento apparecchiature per la clonazione di carte di pagamento, i cosiddetti skimmer, che ha portato poi alla denuncia per il presunto reato di detenzione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici nei confronti di un 24enne straniero. Ovviamente il comando provinciale proseguirà questi servizi soprattutto nelle fasce pomeridiane e serali, proprio perché ci avviciniamo alle festività natalizie e al Natale. I consigli che riteniamo più importanti da dare appunto alle persone sono quelli di osservarsi sempre intorno quando si va ad effettuare un prelievo o comunque un rifornimento. Se magari notano delle persone appostate, notano delle persone che osservano, la prima cosa da fare è sicuramente chiamare il 112. Inoltre, nel momento appunto del prelievo o del rifornimento, cercare di prestare attenzione appunto alle colonnine o comunque ai dispositivi bancomat e verificare se si riescono a notare appunto degli elementi esterni che possono essere appunto proprio queste microcamere oppure questi dispositivi di clonazione utili ai malfattori appunto per carpire i PIN e clonare appunto le carte di credito e le carte carburante. Ed ora la politica diventa un vero e proprio caso, l'adesione della leghista Sonia Brescaccin al gruppo misto. Stando allo statuto, la politica trevigiana potrebbe essere espulsa dal partito. Io resto in Lega, rivendica lei a Focus, si dichiara stupito della decisione il segretario provinciale Dimitri Coin. La mia decisione è stata assolutamente di stupore, poi per il resto è ancora una situazione da comprendere bene in tutte le sue sfumature, per cui io non mi sento di esprimere al momento nessun commento. Non è un semplice no comment quello di Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, all'indomani della decisione di Sonia Brescaccin, la leghista trevigiana più votata dopo Zaia, di aderire al gruppo misto del Consiglio regionale e non al gruppo della Lega. Un colpo di scena che potrebbe avere delle conseguenze per la diretta interessata. Coin non si sbilancia, ma dice di chi sarebbe la competenza. Stiamo parlando comunque di un consigliere regionale, per cui io ritengo che sia la segreteria regionale che debba fare tutte le considerazioni del caso. Del resto lo statuto della Lega all'articolo 32 parla chiaro: l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, europarlamentare, consigliere, presidente di provincia e sindaco determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali, a meno che non vi sia una preautorizzazione. Insomma, più che un'espulsione scatterebbe una scomunica late sentenze. A questo punto bisogna capire se Brescaccin abbia ricevuto nulla osta dai vertici del partito e quindi dallo stesso Stefani, oppure abbia agito in completa solitudine. Lei stessa, ospite a Focus, dice di voler rimanere in Lega, ma sembra non sciogliere la ragione profonda di quello che è comunque uno strappo. Conosco lo statuto, ho rispetto del mio partito e delle sue regole, e la mia posizione non è una posizione di comodo. Io comunque potevo sedere nei banchi del gruppo della Lega e stare tranquillamente nel gruppo della Lega, quindi lo faccio dal gruppo misto, potendo incidere ancora più maggiormente, insomma, a favore di quelli
quelli che sono gli obiettivi per i cittadini. Sonia Brescacin diventa automaticamente capogruppo del gruppo misto, che al momento ha solo lei come componente, partita dei capigruppo che al Ferrofini si apre giovedì e che vede in pole position quasi tutti i trevigiani: Szumski per Resistere, Borgia per Fratelli d'Italia, Barbisan Lega, Partito Democratico, Giovanni Manildo e poi ancora Nicolò Rocco, Uniti per Manildo, e Rossella Cendron, Liste Civiche. Amplain Trevigiano, dopo che la Giunta ha spostato l'asse della politica regionale lungo l'asse Padova-Verona. Attacco del quotidiano La Repubblica alla libera informazione delle televisioni locali. Gli editori non ci stanno e scrivono una lettera aperta, pronti alla querela. Toni disgustosi, affermazioni offensive e false. È durissima la replica affidata a una lettera congiunta delle televisioni a un articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica. Sono oltre 30 le emittenti televisive locali che hanno firmato una lettera aperta congiunta. Si tratta delle principali TV del settore, da nord a sud, isole comprese, e tra i firmatari non poteva non esserci Media Nord-Est, primo gruppo televisivo locale d'Italia. All'origine della vicenda i 20 milioni di euro di contributi statali contesi tra le emittenti e la carta stampata, o meglio, per dirla con le parole delle televisioni, il blitz della nota lobby dei giornali per sottrarre all'informazione radiotelevisiva locale 20 milioni all'anno per ognuno dei prossimi 3 anni, e questo con l'obiettivo chiaro di aggiungere fondi a quelli già esistenti e consistenti per la carta stampata. Soldi ai signori delle televendite, ha titolato La Repubblica, e se il titolo sembra già poco generoso, i contenuti dell'articolo sono ancora più pesanti. Sul piatto ci sono soldi pubblici che andrebbero ad alimentare realtà fatte di telegiornali a rullo, programmi allergici agli ascolti e soprattutto tantissime televendite. Scrive il quotidiano, che nel resto dell'articolo rincara la dose senza risparmiare i 2000 giornalisti delle TV private locali. Toni sia nella forma che nei contenuti che gli editori televisivi non digeriscono e anzi rispediscono al mittente, affermazioni false e lesive per le quali si dovrà rispondere in sede civile e penale. Le radio e le televisioni che garantiscono il pluralismo dell'informazione in Italia hanno a disposizione solo la propria voce, la propria libertà e la credibilità conquistata nel proprio territorio, scrivono gli editori, e non manca una stoccata. Noi non abbiamo i quattrini delle lobby di Gedi, noi ci accontentiamo di avere 1000 spettatori per ogni copia venduta di un quotidiano come La Repubblica, che si permette di pubblicare un articolo capzioso omettendo volutamente di ricordare che i contributi statali vengono riconosciuti per legge solo ed esclusivamente a quelle emittenti locali che rinunciano a ore di televendite e che producono e trasmettono ore e ore quotidiane di informazione locale per sostenere il loro ruolo di pubblica utilità che non solo il legislatore ma recentemente anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto. Da un lato quindi l'informazione libera e indipendente delle TV locali italiane, riconosciute dall'Agicom come primo presidio informativo dei territori, dall'altro un editore che sta cercando di vendere i suoi giornali all'estero, informazione gratuita da una parte, a pagamento, €1,90 a copia dall'altro. Questa è la fotografia scattata dagli editori che di fronte a un attacco frontale scomposto e non aderente alla realtà di La Repubblica devono rispondere innanzitutto con i fatti. Al comando interregionale di Padova il bilancio dei vigili del fuoco in Veneto nel 2025. L'elicottero ha atterrato, ha sbarcato il personale e ha liberato la cabina per imbarcare nel più breve tempo possibile queste 7 persone, quindi in 2 o 3 tratte in pochissimi minuti sono stati salvati dalla piana del fiume. Il salvataggio di 7 persone bloccate su un isolotto nel Piave, accerchiati dall'acqua del fiume che sale. Le immagini dello scorso 7 luglio nel Trevigiano mostrano il lavoro del reparto volo dei vigili del fuoco impegnati in uno degli interventi più delicati del 2025. In questo ultimo anno sono stati 46.260 gli interventi del vigili del fuoco del Veneto. I soccorsi e i salvataggi in acqua e in montagna rappresentano la fetta più consistente delle operazioni, il 40% del lavoro. Il 20% degli interventi
invece riguardano fughe di gas e incendi. Nel corso del 2025 i vigili del fuoco sono intervenuti in 5.000 incidenti stradali. Questo è il bilancio fatto dalla direttrice interregionale dei vigili del fuoco Cristina D'Angelo, che ha ricordato anche il grande impegno nelle operazioni di ricerca e soccorso del piccolo Carlo, il bimbo di 6 anni inghiottito dal mare a Jesolo lo scorso 12 agosto. Noi siamo arrivati insieme con appunto i nostri sommozzatori, perché richiesti, insieme al nostro nucleo elicotteri, per appunto essere coordinati dalla capitaneria e cercare di trarre in salvo il bambino, che purtroppo in questo caso poi non ha portato un lieto fine, come invece fortunatamente in altri casi accade. Un anno impegnativo il 2025, anche emotivamente, come il 14 ottobre scorso, quando il nucleo USAR di ricerca di persona è stato impegnato a Casteldazzano nel recupero dei carabinieri e dei poliziotti travolti dalle macerie del casolare fatto esplodere dagli inquilini durante uno sgombero. Nella tragedia morirono 3 carabinieri. In questa ultima fase dell'anno, la sfida che vedrà impegnati i vigili del fuoco del Veneto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, posizionate nuove apparecchiature per migliorare le comunicazioni tra le valli. In Veneto la carenza di organico si aggira intorno al 20% ed è previsto nelle giornate cruciali delle Olimpiadi che arriveranno vigili del fuoco da fuori regione per dei rinforzi. Stiamo pianificando in stretto contatto anche con la nostra direzione centrale per l'emergenza, che ha sede a Roma al Viminale, su quelle che devono essere appunto tutte le attività che devono essere realizzate, e di conseguenza una valutazione del personale necessario che sicuramente sarà del Veneto, ma all'occorrenza potrà venire anche da altre regioni. Entrano nel vivo gli eventi natalizi in programma a Padova organizzati dall'amministrazione comunale. Da piazza centrale della città a pista da discoteca, Piazza Garibaldi in centro a Padova torna ad ospitare un grande evento musicale. Dopo Bob Sinclair, Giorgio Moroder e il DJ Time, il 19 dicembre protagonisti saranno gli Eiffel 65, la band italiana che a cavallo tra gli anni 90 e i 2000 aveva conquistato le classifiche mondiali con hit della musica dance come la conosciutissima Blue. Noi quest'anno a Capodanno faremo un grande spettacolo di droni in Prato della Valle, una novità assoluta, ma volevamo che ci fosse anche un grande evento musicale per celebrare le festività natalizie, e per questo torniamo in Piazza Garibaldi con un evento gratuito, quindi aperto a tutti, che ci farà rivivere le hit a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 degli FL65. Insomma, ci sono tutte le condizioni per una bella serata di divertimento che permette anche a Padova di promuoversi sempre come città dinamica, con una grande offerta di intrattenimento, grande offerta culturale nel panorama del nord-est. Piazza Garibaldi con questo evento vuole confermarsi un dance floor a cielo aperto per riunire migliaia di persone. L'evento sarà gratuito, apertura dei cancelli alle 20:30. Lo show degli Eiffel 65 inizierà alle 22:30. Misure di sicurezza confermate come per i grandi eventi, con ordinanza che vieta l'ingresso di bottigliette e lattine. Evitare di entrare nell'area di pubblico spettacolo, cioè l'area della piazza, con oggetti contundenti, bottiglie di vetro e quant'altro. E poi ovviamente ci saranno alcune modifiche alla viabilità, circoscritta a Piazza Garibaldi solo per il tempo necessario per l'allestimento del palco. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.